anni con Francesco, il primo gesuita eletto papa con il nome del poverello di Assisi, preghiera, cristocentrismo, la santità, la dimensione mariana, alcuni aspetti del suo magistero. Il Comune di Ne presenta il piano delle opere pubbliche per 1 milione di euro di lavori. Le gare d'appalto già nel 2019 arrivano 2.400.000 euro per la costruzione della nuova scuola Coscienti. Sono partite le linee dei battelli del servizio marittimo del Tigullio, la flotta converge su Santa Margherita Ligure, il consorzio spera di tornare a breve su Rapallo e ha chiesto l'ispezione del fondale. Stanno compiendo un percorso in diocesi, le stampelle del beato Luigi Novarese accolte al Benedetta Corone di Chiavari rappresentano un oggetto di venerazione per malati ed infermi. Buongiorno a tutti, ben arrivati all'edizione delle 13 di Tigullio oggi che apriamo festeggiando insieme alla Chiesa Universale Papa Francesco. Oggi infatti ricorrono 6 anni dall'elezione al soglio pontificio del cardinale Jorge Mario Bergoglio, il primo papa gesuita della storia, il primo col nome del poverello di Assisi. Al di là degli eventi più noti di questo periodo di pontificato si possono sottolineare alcuni aspetti spirituali del magistero di Papa Francesco, talvolta messi in secondo piano. La fede nella potenza della preghiera, la necessità di mettere sempre al centro Cristo, la santità nel quotidiano e la dimensione mariana. Radio Vaticana ha fatto una sintesi di immagini e di eventi riepilogati nel primo servizio. Penso a quella sera del 13 marzo di 6 anni fa, la prima emozione che ho provato e credo che un po' tutti noi abbiamo provato è stata sorpresa, stupore. Il primo Papa con il nome Francesco, il primo gesuita, il primo dall'America Latina, quasi dalla fine del mondo come lui stesso ha detto. Ecco, 6 anni dopo e anche con questa mia esperienza privilegiata di essere il suo portavoce in questo momento, posso dire che quella non era un'emozione iniziale, passeggera, davvero stiamo vedendo in questo pontificato le sorprese di Dio, come direbbe lui, come direbbe Sant'Ignazio di Loyola, proprio attraverso i gesti e le parole di Francesco. Si vede proprio questo suo essere in mezzo alla gente, questa sua prossimità che la gente capisce davvero che quando lui parla di essere pastori con l'odore delle pecore, veramente si impegna ad esserlo. E davvero l'emozione, anche la commozione della gente quando lo incontra è qualcosa che mi tocca molto. In un qualche modo, secondo me, in questo si vede la misericordia di Dio, è testimone proprio del Vangelo. Accanto a questo una cosa che mi colpisce molto in questi 6 anni, direi soprattutto in questi ultimi mesi, è il suo coraggio di affrontare le sfide più difficili anche se queste hanno un costo, anche se hanno un costo per lui, anche se hanno un costo per la Chiesa. Penso in particolare all'impegno per il dialogo, all'impegno per la pace, ma soprattutto all'impegno per affrontare e sconfiggere la piaga terribile degli abusi su minori. E questa mattina il Papa non ha tenuto la consueta catechesi del mercoledì, poiché si trova ad Ariccia insieme ai suoi collaboratori della Curia Romana per gli esercizi spirituali. Al centro delle meditazioni proposte dall'abate di San Miniato al Monte di Firenze anche la figura di Giorgio Lapira, politico cattolico fervente, definito un costruttore di pace. Papa Francesco trascorre il suo 6° anniversario di pontificato ad Ariccia nella casa del Divin Maestro insieme ai rappresentanti della Curia Romana. Qui da domenica scorsa il Santo Padre sta trascorrendo la settimana di esercizi spirituali predicati dall'abate di San Miniato al Monte di Firenze Bernardo Francesco Maria Gianni, benedettino olivetano. Il tema delle riflessioni del predicatore, il presente di infamia, di sangue e di indifferenza, è tratto dai versi del poeta Mario Luzzi in Felicità turbate, la poesia dedicata all'abbazia fiorentina nel
dicembre del 1997. Il predicatore si sofferma su uno dei 3 segni del male, l'indifferenza, così estranea alla portata caritativa del poeta Luzzi e dell'azione politica di Giorgio La Pira, cattolico fervente, un politico, un terziario francescano, un costruttore di pace. I tanti aspetti della sua vita e della sua attività nelle parole del presidente della Fondazione La Pira, Mario Primicerio, ospite recentemente di un incontro a Genova. Senza la fede di La Pira non si capisce nulla. La Pira è uomo di fede profonda ed è profondamente laico. La Pira non è un clericale. La Pira prende la sua responsabilità, La Pira dialoga con tutti coloro che possono accompagnarlo in un tratto della strada che vuole percorrere, ma nello stesso tempo conserva questa sua forte personalità, quella sua forte identità. Giorgio La Pira è rimasto sempre fedele alla ricchezza dell'ispirazione cristiana, dedicando il suo impegno formativo soprattutto ai giovani, per i quali il suo insegnamento, anche in ambito politico, resta sempre attuale. Dobbiamo riuscire a pensare e a insegnare specialmente ai giovani che tra le possibili opzioni della loro vita c'è anche una militanza politica specifica all'interno delle istituzioni, all'interno dei partiti. Se non si ricomincia così è difficile modificare la società. Torniamo in ambito locale, in ambito amministrativo. Il Comune di Nea ha presentato il piano delle opere pubbliche che sarà discusso nel Consiglio Comunale del 23 marzo. Lavori attesi da tempo, si va da 490.000 euro per il completamento dell'acquedotto di Pontori ai 285.000 euro per il secondo lotto del collettore fognario a Campo Martino, Montedonico, Costa Guzzi, sino a 50.000 euro per la messa in sicurezza delle strade, ed infine arrivano i fondi per realizzare il sogno di una nuova scuola a Conscenti. Si aggira intorno ad 1 milione di euro l'ammontare degli interventi che il Comune di Nea farà partire dopo l'approvazione del bilancio a fine mese, opere coperte grazie al reperimento di importanti finanziamenti. Sarà sicuramente l'acquedotto di Pontori, atteso il secondo lotto da parte della cittadinanza, sarà la realizzazione dell'ultimazione del collettore fognario per quanto riguarda le località di Montedonico e Costa Guzzi, verranno realizzate varie tombinature nelle strade delle località rivaie e verranno poi realizzati la stesura dell'asfalto in varie strade comunali e il ripristino di muretti che purtroppo sono caduti negli anni. C'è poi uno sguardo al futuro, un piano di servizi pronto a partire grazie alla firma del protocollo sulle aree interne da parte di Ministero e GAL, con la possibilità di cospicui finanziamenti. Uno tra tutti sarà sicuramente l'informatizzazione dell'impianto scolastico con la formazione degli insegnanti e l'insegnamento dell'inglese come madrelingua. Parliamo di quello che è il potenziamento del poliambulatorio a Conscenti, la messa a disposizione da parte dell'ASL di un infermiere che può andare direttamente a casa a fare le visite, parliamo della consegna del farmaco direttamente agli anziani a casa e poi parliamo, per quanto riguarda invece il mondo del trasporto, faremo lì nelle località sprovviste del trasporto pubblico locale il cosiddetto servizio a chiamata. La Giunta Pesce, infine, ha ottenuto i fondi per realizzare una nuova scuola a Conscenti, vincendo il concorso regionale sul miglior progetto. L'edificio sorgerà a Conscenti e sarà di ultima generazione, con nuove tecnologie di efficientamento e di risparmio energetico. Parliamo praticamente di un finanziamento di 2.400.000 euro assegnato al Comune di Nea, nel quale il Comune di Nea attualmente, visto l'importo, sta facendo la gara d'appalto per quello che riguarda la progettazione esecutiva, che poi permetterà di realizzare l'appalto vero e proprio. Prima pietra quando? Presumo all'intorno del 2020. I consiglieri di minoranza Marco Conti e Giampaolo De Benedetti hanno presentato un'interrogazione al sindaco di Sestri Levante in riferimento al superamento dei limiti dei parametri batteriologici del pozzo idropotabile Paggi 2. Stiamo vedendo la notizia pubblicata sul nostro sito internet. I due consiglieri chiedono quali valori tra quelli ricercati dall'ASL 4 hanno presentato superi e in quale percentuale rispetto al valore limite di riferimento. Conti e De Benedetti intendono inoltre sapere quali indagini sono state effettuate per verificare la causa dell'accaduto, quali controlli abbia attivato la società Acque Potabili e quali potenziali rischi per i cittadini.
Non appena le condizioni meteo marine lo permetteranno, sarà eseguita un'ispezione approfondita del fondale nel Golfo di Rapallo. Lo promuove il Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio, che cerca disperatamente una soluzione per attraccare in sicurezza i battelli durante la stagione estiva. Sono partite ufficialmente ad inizio settimana le linee dei battelli del Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio, con tutte le problematiche del caso, dato che l'intero traffico per ora è concentrato su Santa Margherita Ligure. La situazione del fondale di Rapallo, infatti, è ben lontana dall'essere risolta. Per ora c'è la possibilità temporanea di usare il molo Duca degli Abruzzi e intanto si lavora insieme al Provveditorato delle Opere Pubbliche per ripristinare il molo De Laurentiis, l'approdo pubblico cittadino. La nostra preoccupazione è proprio quella che attualmente è una soluzione temporanea. È ovvio che avere la possibilità di sfruttare il molo De Laurentiis consentirebbe di dare quella continuità che noi abbiamo cercato di mantenere nel corso degli anni e quindi di consentire alla clientela di avere un punto di riferimento che è fondamentalmente il molo De Laurentiis. Ma il problema principale comunque rimane quello del fondale, perché anche se ci sarà il molo fatto comunque rimane il problema di poterci arrivare. Il Consorzio realizzerà a breve uno studio approfondito del fondale di Rapallo, un piano dettagliato, predisposto per verificare con precisione assoluta tutte le possibilità di transito dei battelli. Se ne occuperà una ditta professionista non appena ci saranno condizioni meteo-marine ottimali, con la speranza di uscire da questa situazione di incertezza. Io vorrei avere chiarezza, nel senso che vorrei avere quella chiarezza che mi consenta di poter fare un quadro della situazione completo, per cui sono ottimista perché comunque da parte delle istituzioni c'è l'impegno di risolvere tutti questi problemi e quindi trovare delle soluzioni. Dall'altra, parlando un po' da professionista del mare, sono un po' meno ottimista. Partite le linee e recuperate le barche rovinate dalla mareggiata, alcune delle quali erano in riparazione, il Consorzio spera dunque di tornare su Rapallo in tempi brevi. Comunque abbiamo richieste quotidiane alle quali purtroppo non sappiamo dare risposte certe e per le quali comunque in questa settimana speriamo di poter avere una situazione più chiara. Il programma della visita pastorale ora, ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 20:45 all'Abbazia di Borzone, dove il Vescovo terrà una lezione sul Vangelo di Luca. Domani alle 20 nel Salone Parrocchiale di Carasco si terrà la cena e l'incontro con i catechisti del Vicariato. Le stampelle del Beato Luigi Novarese stanno effettuando una peregrinazza in questi giorni in diversi istituti ed enti diocesani. Oggi per tutto il giorno saranno al Conservatorio a Mare delle Suore Gianelline. Domani invece saranno esposte nella cappella del Villaggio del Ragazzo di San Salvatore. Si tratta di un oggetto particolare di venerazione, soprattutto per le persone inferme e malate devote al Beato Luigi Novarese. L'accoglienza di questa reliquia è stata al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Luigi Novarese nacque il 29 luglio del 1914 a Casale Monferrato, in una famiglia di agricoltori. Ultimo di 9 figli, contrasse la tubercolosi ossea all'età di 9 anni. La madre si spese per le cure, sebbene i medici non dessero alcuna speranza al bambino, e lo affidò alla Vergine. Lo stesso Luigi scrisse poi al rettor maggiore dei Salesiani, affidandosi a Don Bosco e a Maria Ausiliatrice. E invece questo ragazzo, dopo 6 o 7 anni di sofferenze, in cui ha usato queste stampelle tutti i giorni, è guarito grazie a una novena fatta a Maria Ausiliatrice per l'intercessione di Don Bosco. Il 17 maggio del 1931, all'età di 17 anni, venne dimesso dall'ospedale, completamente guarito. Gli anni della malattia gli consentirono di discernere la sua vocazione, tanto che, dopo gli studi a Casale Monferrato e a Roma, venne ordinato sacerdote il 17 dicembre del 1938. Si è interrogato a lungo, prima ha pensato di farsi medico per alleviare le sofferenze e in un tempo più maturo ha pensato di fare lo stesso diventando prete. Fondò la Lega Sacerdotale Mariana, diede avvio ai volontari della sofferenza e ai silenziosi operai della croce. Angela Meschi, volontaria della sofferenza dal 1960, lo ha incontrato in 2 diverse occasioni. Era severo, però sì, era bravo, ma quello che voleva, proprio severo. Lui si raccomandava sempre di pregare, specialmente per i sacerdoti,
e di chiedere anche alla Madonna la guarigione, perché diceva il volontario della sofferenza, il nome inganna, sembra che vogliamo la sofferenza. Allora lui un giorno l'ha spiegato, che non è che vogliamo la sofferenza, l'accettiamo e la valorizziamo per il bene del mondo. La sua vita terrena terminò il 20 luglio del 1984. Il processo di beatificazione, iniziato il 17 settembre del 1989, si è concluso a Roma con la beatificazione nella Basilica di San Paolo fuori le mura l'11 maggio del 2013. Le stampelle del Beato Luigi Novarese saranno esposte domani nella cappella del villaggio del ragazzo a San Salvatore, venerdì da metà pomeriggio a Carasco, sabato nuovamente al villaggio del ragazzo, domenica al santuario di Montallegro. In tutti questi luoghi si svolgeranno momenti di preghiera e di adorazione. Chi lo desiderasse accogliere nella propria comunità si può rivolgere a prete Rinaldo Rocca. Ora diamo uno sguardo alla pagina internazionale, andiamo sul sito di Nigrizia e troviamo una ricostruzione interessante della crisi venezuelana che si intreccia per diversi aspetti con quella del Medio Oriente e del Golfo Persico che vive ormai da decenni. Queste due realtà sono sempre state al centro dei calcoli geopolitici e economici delle potenze coloniali, Stati Uniti in primis. Insieme dispongono di quasi la metà delle riserve mondiali di petrolio, il Venezuela il 24% e l'Arabia Saudita il 20%. L'ingerenza diplomatica e militare degli Stati Uniti e degli alleati europei in Iraq, Libia e Siria, camuffata dal pretesto di portare la democrazia, aveva lo scopo di egemonizzare questi paesi. Laddove l'operazione militare non era praticabile è stata utilizzata l'arma mortale delle sanzioni, come nel caso dell'Iran sotto embargo dal 1979 dopo la caduta dello Shah. La vittima principale di questo sfruttamento è il ricatto e il popolo esposto alla fame e alle malattie, ed è proprio quello che sta succedendo oggi in Venezuela. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutte le notizie e gli aggiornamenti. Su Avvenire in primo piano partite europee. A Londra un altro nulla di fatto sull'intesa per la Brexit, no al piano May. Bruxelles ammonisce l'Italia sugli accordi con la Cina per la via della seta. Vediamo dalle pagine interne del quotidiano cattolico l'approfondimento relativo proprio a questi temi. La Brexit di May è caduta a pezzi, bocciata per la seconda volta sonoramente a Westminster l'intesa con l'Unione Europea. Ora si vota il no deal, ma la Premier non si arrende, convinta che ci sia una maggioranza per l'accordo. L'esito delle consultazioni è imprevedibile, stiamo parlando di quella che vedrà l'Aula impegnata a decidere se escludere l'ipotesi di un'uscita non concordata. Se venisse respinta anche questa possibilità, domani si deciderà se avviare le eventuali procedure di posticipo della data di divorzio. E poi l'altro tema che troviamo quest'oggi su Avvenire, cieli chiusi per il Boeing 737, anche l'Italia blocca i voli. Sempre più numerosi i paesi che hanno imposto lo stop operativo al modello coinvolto nella sciagura in Etiopia. E poi TAV, il governo stoppa il referendum. Chiamparino scrive a Salvini, consultazione il 26 maggio con le europee, il ministro dice però non si può fare. Dalle pagine invece del secolo XIX, Salvini e Di Maio, il duello riparte, slitta il decreto, sblocca cantieri, il leghista, servono più opere pubbliche, non siamo come il Movimento 5 Stelle, il grillino, basta e tacchi. Intesa commerciale Italia-Cina, Conte frena, gli Stati Uniti non si accontentano, un accordo opaco. Su questo tema vediamo dalle pagine del secolo, intesa con la Cina, Conte frena al Copasir, ma gli Stati Uniti non basta. L'allarme di Pompeo, un accordo opaco, fate attenzione, Di Maio rassicura su Huawei, facciamo delle verifiche. Dalle pagine del Levante, sul Suegno c'è l'ultimatum del sindaco, via in settimana o revoco l'incarico, Bagnasco ha consultato i legali del comune, abbiamo tollerato anche troppo la Visont, servono 48 ore di mare, ok. E sempre dalle pagine del secolo, il cammino verso le amministrative, Rapallo, Mele fa un ultimo tentativo per unificare le liste di sinistra, a Santa Margherita è De Giovanni il nome a sorpresa per l'opposizione, mentre la Val Fontanabuona è senza candidati, sempre di meno gli aspiranti sindaco, troppi i limiti, scrive il secolo XIX. E poi sempre dalle pagine del quotidiano di Genova, sempre per quanto riguarda il Levante, vaccini in Riviera, nessun bimbo resta
portata a casa, l'unica eccezione è rappresentata dalle 2 piccole della Fontana Buona escluse da scuola già da alcune settimane. Due notizie di cronaca. Faceva l'infermiera in una casa per anziani di Chiavari senza un titolo professionale riconosciuto e veniva coperta dalla legale rappresentante della struttura. Per questo i carabinieri del NAS hanno denunciato 2 donne, una straniera di 25 anni di Genova e una 69enne italiana di Lavagna. Il fatto si è verificato ieri al termine di un'ispezione. La ragazza aveva un titolo di studio conseguito nel suo paese di origine, ma non riconosciuto dal Ministero della Salute italiana. Alla 69enne, che le permetteva l'esercizio della professione, è stata elevata una sanzione di 2.000 euro. Con un documento falso che attestava l'appartenenza al corpo diplomatico degli Emirati Arabi, un genovese di 50 anni otteneva illecitamente l'esenzione sull'IVA sui prodotti acquistati in alcuni esercizi commerciali del Tigullio. L'uomo residente negli Emirati e con precedenti è stato scoperto e denunciato dai carabinieri di Chiavari. Ora andiamo in redazione per gli ultimi aggiornamenti. Per noi oggi Emanuela Castello. Sì, grazie Cristina. A Santa Margherita Ligure questa mattina si è svolto il secondo appuntamento del progetto Nessuno si salva da solo, promosso dalle parrocchie sammargheritesi e dall'Istituto Comprensivo Cittadino. Dopo l'incontro con il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, Don Claudio Burgio, è stata la volta della testimonianza di Gianluca Ardini, sopravvissuto al tragico crollo del ponte Morandi, e del vigile del fuoco che gli ha salvato la vita. Il giovane, che è rimasto 4 ore incastrato fra le lamiere del suo furgone dopo il crollo del ponte, ha risposto alle domande dei ragazzi delle scuole medie. Con lui 2 pompieri che sono intervenuti nell'ambito del progetto del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco per la diffusione della cultura della sicurezza. In particolare Sergio Gazzo è il pompiere che materialmente ha aiutato Gianluca Ardini e lo ha calato dall'altezza di 20 metri dove era precipitato dopo il crollo, per poi accompagnarlo all'ambulanza. Ha spiegato con delicatezza ai ragazzi come ha operato la sua squadra per questo intervento e ha illustrato le principali procedure seguite dai vigili del fuoco nello svolgimento del loro lavoro. Tante anche le curiosità dei ragazzi, che sono state soddisfatte circa quella che è poi la routine delle caserme dei pompieri. Il progetto educativo, condiviso dalle parrocchie e dalle scuole di Santa Margherita, è giunto alla sua 4ª edizione. L'ultimo passaggio sarà ora la partecipazione degli studenti delle scuole medie e della 4ª e 5ª elementare di Santa Margherita Ligure ad un concorso i cui vincitori parteciperanno ad un viaggio premio a Milano, nell'ambito del quale sarà nuovamente possibile incontrare Don Claudio Burgio proprio là dove presta la sua opera. È tutto, linea allo studio. Grazie, ora parliamo delle 8 regole d'oro diffuse in vista della giornata mondiale del rene che si celebra proprio domani. Le vediamo pubblicate anche attraverso il nostro sito internet teleradiopace.com. La prima regola è mantenersi in forma ed attivi, controllare il livello di zucchero nel sangue, controllare la pressione sanguigna, seguire una dieta sana ed equilibrata, riducendo il consumo di sale e mantenendo il peso sotto controllo, mantenere un corretto e regolare apporto di liquidi, non fumare, non assumere farmaci se non su indicazione del medico, mantenere sempre controllata la funzione renale se si ha uno o più fattori di alto rischio, tra cui diabete, ipertensione, obesità, genitori o parenti prossimi affetti di malattie renali. I dati relativi alla diffusione della malattia renale rilevano una percentuale del 7,5 negli uomini e del 6,5 nelle donne, in una popolazione di età compresa tra i 35 e i 79 anni. Questo vuol dire che diversi milioni di individui in Italia sono portatori di insufficienza renale, spesso senza saperlo. È fondamentale quindi individuare precocemente problemi reali per intervenire tempestivamente, modificando innanzitutto i propri stili di vita a partire dall'alimentazione. E concludiamo con una notizia di nuoto. Tommaso Negrello, atleta dalla SD Lavagna 90, si è qualificato per i campionati italiani giovanili di nuoto in programma dal 15 al 20 marzo a Riccione. Tommaso gareggerà in stile libero mercoledì prossimo. Anche la nuotatrice Giulia Donati ha ottenuto le qualificazioni ai campionati italiani di fondo per la distanza di 3 km che si terranno il 1° di aprile. E con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.